Allora, sono Riccardo Franco, ho 28 anni. L'agricoltura è sempre stata una mia passione da quando ero alto così, seguivo il nonno in campagna e che già alle elementari la mia idea era via, proseguiamo gli studi, andiamo con le superiori, andiamo all'agraria. Finita l'agraria prendiamo il diploma da perito e mettiamoci in azienda, è stato così. Già a gennaio del 2012 ero intestatario di una partita IVA e tutta l'azienda me la sono passata a nome mio. E il bello è che ho visto l'evolversi dell'agricoltura da quando ero un boccia, diciamo qua, piccolo. Quello che terrei più forte della tradizione è la mentalità. Cioè non bisogna sfuggire dalla mentalità rustica e agricola di una volta e mettersi in testa la mentalità industriale che ci vuole che ci porta il mercato adesso ad avere. Bisogna sempre avere delle basi, delle fondamenta solide, che è quello che ci contraddistingue, la nostra mentalità contadina, la mentalità agricola. E allora lì possiamo avere ancora delle speranze. Consigli sono tanti e tanti scontri, soprattutto per il cambio generazionale. Io ho le mie idee, io arrivo da una scuola moderna, diciamo così, tecnologica, meccanizzazione, e invece mi scontro con la parte antica, diciamo. Non che non vada bene, però magari più dura, più ricca di manodopera, di lavori manuali e di sudore. Tante volte ho ragione io, tante volte ha ragione lui, però il bello è che non ci diamo mai ragione. Ha 85 anni e la mattina alle 5:30 parte con la Panda e va in campagna. 85 anni. Tanti consigli sono acqua fresca nel deserto, diciamo, chiamiamola così con una metafora, perché l'esperienza è tutto.